Spiegaci. Ad aprile del 2017 facciamo questo concerto, io, Alessio ed Emiliana Cantone. Facciamo questo progetto che si chiama Carisa mi cuerpo, da una mia idea, diciamo, dalla canzone. Alessio mi propone di fare, dice, ma perché non facciamo pure un bel concerto a Palaparte tutti e tre, sai, sarebbe una bella cosa. Facciamo questo concerto e io, di mia spontanea volontà, perché poi la beneficenza non è mai un'imposizione di qualcuno, nel senso è una cosa fatta con il cuore, quindi è una mia volontà di fare la beneficenza, perché sono uno che ne fa tanta. Decido di impegnarci, diciamo, la produzione del concerto era tra me e Alessio, quindi io ed Alessio ci impegniamo a fare questa beneficenza. Che possiamo fare per il Posillipo? Il dottor De Leo, che è un infermiere, una persona che, diciamo, che ha lavorato in giro per gli ospedali, anche tra l'altro il Posillipo più che altro come volontariato, mi propone di andare al Posillipo e di chiedere se ci manca qualcosa, se hanno bisogno di qualcosa. Arrivo al Posillipo e un tale signor, io mi assumo la responsabilità di tutto quello che sto per dire e tra un po' far vedere, mi assumo la responsabilità di quello che dico, mi propone di comprare questo bisturi. Dice, no, a noi ci manca un bisturi elettrico che costa 9.000 euro. E io dico, no, aspetta, facciamo una cosa, ce ne sta anche un altro che costa un po' di più. Sì, ma impegniamo, cattiamo uno meglio, no? Compriamo uno da 12.800 euro. Ci impegniamo a fare questa cosa. Allora facciamo questo incontro lì, diciamo, formale con tutti, portiamo dei giocattoli ai bambini e ci impegniamo a fare questa cosa entro il 30 di settembre. Facciamo il concerto e promettiamo al concerto di raccogliere dei soldi, prendendo, diciamo, la prevendita di questi biglietti, che era 1,50 euro. Facciamo il pienone. A sedere al Palapartenope non ci entrano più di 3.000 posti, 3.100 posti. Quindi se ci facciamo il conto sono 4.000 e qualcosa. Diviso 2 sono 2.200 euro l'uno. Io e Alessio, diciamo, abbiamo raccolto questi soldi. Ci impegniamo di prendere questa cifra e comprare questo bisturi. Arriva il 30 di settembre, ci guardiamo in faccia ed Alessio non fa niente. Anche se non abbiamo tutti i soldi, ce li mettiamo noi e facciamo sta cosa, figurati, non c'è problema. Nel frattempo questo dottor De Leo scompare. Io cerco di rintracciarlo, non lo rintraccio per diverse settimane. Mi iniziano a contattare persone che io non conosco, addirittura non c'ho nemmeno i numeri segnati sul telefono mio. Persone che mi invitano a dare questi soldi a loro per comprare questo bisturi. Gente che io non conosco, giustamente. Sapendo, conoscendo, voglio dire, Striscia la Notizia, si vedono ormai truffe dappertutto. Io mi faccio un passo indietro e dico sì, messaggiando, tutto documentato, io ho tutte le prove. Sì, io ho un referente, si chiama De Leo. Perché questo signor De Leo è scomparso? Come faccio a dare soldi a voi che io non vi conosco? Gente di Salerno, persone, ragazze, gente che io, di tutte le specie. Io conto sul mio telefono quasi 10 persone che mi contattano per avere questi soldi. Addirittura volevano proprio i soldi fisicamente. E io non do i soldi a nessuno. Arriviamo al 28 di dicembre, quindi 2 mesi dopo, l'appuntamento fatidico, 3 mesi dopo dicembre. Il 28 di dicembre io ricontatto, trovo il numero del dottor Tedesco, contatto questo dottore e dico, dottore, noi siamo pronti a comprare questo bisturi, però io non trovo né De Leo, che è il mio referente che ci ha portato da voi, né tantomeno sono riuscito a, diciamo, ad avere un appuntamento con una persona valida. Vogliamo comprare questo bisturi, come sa da fare? Noi siamo pronti a comprare questo bisturi. Mi arriva un messaggio che io pregherei la regia di far vedere. Sì. Questo è il mio WhatsApp. Ho, diciamo, cancellato, diciamo, ho tolto qualcosa per privacy. Eccolo qui. E c'è scritto, la sua risposta è quella in bianco e mi dice, carissimo, facciamo una cosa, usciamo entrambi da questa situazione, non preoccuparti per il bisturi, ma salviamo l'apparenza. Non capisco quale apparenza parla, perché ovviamente l'apparenza di che? Noi abbiamo la volontà. Questo messaggio di quando è? Questo è un messaggio del giorno 28 di dicembre del 2017. 3 mesi dopo il concerto. Quando puoi e voi, vienimi a trovare. Facciamo una donazione simbolica per l'ospedale che io sto costruendo in Perù. Io lì per lì rispondo, dottore, noi siamo pronti a comprare il bisturi e quello che abbiamo detto lo manteniamo. Vabbè, quindi io voglio farlo, la mia volontà è quella di farlo, a parte tutto, ditemi voi quando devo venire. Questa è una conversazione privata, ti assumi la responsabilità. E mi assumo la responsabilità di qualsiasi denuncia vogliono fare, non c'è problema. Qualcuno a casa si chiede, dice, ma perché questo messaggio non è uscito prima? Perché la mia terra e la mia esperienza mi ha insegnato a essere uomo nella vita. Distruggere un uomo che magari ci ha messo 30 anni di studio per arrivare dove è adesso, nella posizione che è, non era per me una bella cosa.
lì per lì mando il messaggio che voglio lavorare, non capisco quel messaggio, io gli mando il messaggio istintivo, sai, perché il messaggio, come vedi, è di un minuto dopo. Poi in famiglia, continua con la mia famiglia, dico di questo messaggio, mi fanno riflettere di questo messaggio e io mi tiro indietro. Dico, non è possibile che i nostri bambini napoletani stanno morendo tutti i giorni. Mi hanno confessato che sull'ospedale Posillipo mancano le garze. Le garze, ragazzi, cioè parliamo? A quanto ci risulta, l'ospedale Posillipo riceve beneficenze tutto l'anno da, direi, decine e decine di feste, di cose di beneficenza, calciatori che vanno lì a omaggiare le cose. Dico, tutti questi soldi dove vanno a finire? In Perù. Ah, perché dovete farvi gli ospedali in Perù, quindi dovete essere politicamente più forti e i nostri bambini muoiono. Quindi io volevo dire una cosa importante, mi sono fatto un riepilogo veloce e poi chiudo questa storia. Il 2 ottobre 2015 io ho donato, abbiamo raccolto insieme all'associazione SCO di Milano 16.000 euro per la ricerca contro la leucemia. Il 30 di novembre del 2018, quindi un mese e mezzo fa, ho aiutato un bambino che si chiama Sebastiano, malato siciliano, a raccogliere 35.000 euro per andarsi a operare un tumore al cervello, uno dei più rari al mondo, perché in America non ti operano se non paghi e solo lì potevano farlo. Il 23 di dicembre del 2016 abbiamo comprato 300 buste di spesa per far mangiare 300 famiglie bisognose, 2 giorni prima di Natale, a Napoli. Con i miei soldi parliamo. Nel 28 maggio 2015 una voce per la vita, per il famosissimo caro ragazzo Ciro Esposito. Abbiamo raccolto 20.000 euro al Pala Barbuto di Fuorigrotta e anche io ho messo una parte di soldi in queste 20.000 euro. Però purtroppo una settimana dopo è venuto a mancare, non ce l'ha fatta. Nel 2010 ho regalato un ascensore a una bambina di Palermo di 35.000 euro, senza raccolta, con i miei soldi. Si chiama Luana, una bambina con la spina dorsale bifida. 26 di aprile 2017 a Lentini ho regalato il mio pulmino degli strumenti musicali che porta 12 persone dentro a dei bambini diversamente abili. Quello che noi abbiamo in mano in questo momento del Palapartenope e del bisturi sono 2.300 euro l'uno, io e 2.300 euro Alessio. Secondo voi io posso essere l'uomo di rubarsi 2.300 euro? Siccome si sta parlando di beneficenza, io mi impegnerò nel momento in cui toglieranno questi esseri inutili, gente che si ruba i soldi per farsi gli ospedali e far vedere ad altri che fanno delle cose belle, nel frattempo i nostri figli muoiono. Il bisturi lo comprerò io personalmente, con i miei soldi, da soli. Userò questi 2.300 euro miei, magari Alessio comprerà qualche altra cosa, perché la vicenda è una vicenda che mi riguarda personalmente. Certo. Quindi se domani mattino arrivano le dimissioni del signor Tedesco, del dottor Tedesco, Tony Colombo comprerà il bisturi, va bene? E dico una cosa, e chiudo, sì, a tutti quelli che hanno parlato in questi giorni, ho aspettato questa trasmissione per dirlo, siccome le figure di merda ce le avete come applausi nella vita vostra. Tony.